schianto nel pomeriggio tra il furgone di una ditta di onoranze funebri e una corriera della Moma a Montebelluna, bilancio pesantissimo, 2 morti, 5 feriti, 2 di questi in gravissime condizioni. Drammatico incidente sul lavoro nel Veronese, operaio folgorato e ustionato mentre lavorava nell'impianto di alta tensione di un'azienda, l'uomo è grave in ospedale. Rissa in Corso del Popolo a Mestre, la vittima dell'aggressione sfonda la porta di un condominio, sale le scale chiedendo aiuto, poi la fuga di entrambi, la rabbia e la denuncia dei residenti. Ragazzina presa a calci e pugni in pieno giorno in centro a Pieve di Soligo davanti alla caserma dei Carabinieri, la violenza ripresa in un video, a scatenare la violenza una foto postata sui social. Stefano Geller più combattivo che mai nella sua battaglia per l'approvazione in regione della legge sul fine vita, pronto allo sciopero della fame, annuncia. Gara di tiro a segno a Este, atleta manca il bersaglio, il proiettile finisce nel terrapieno di protezione di gomma innescando un incendio, alta colonna di fumo, i vigili del fuoco scongiurano il peggio. Si sta per concludere a Riese la settimana di pellegrinaggi alle spoglie mortali di Pio X e domani in diretta dalle 15 su Antena 3 vi racconteremo il saluto della comunità con la messa solenne presieduta dal cardinale Pietro Parolin. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antena 3 che parte questa sera dall'ennesima tragedia della strada col terribile schianto nel pomeriggio a Montebelluna tra il furgone di una ditta di onoranze funebri e una corriera della MOM. 2 le vittime, Pietro Gallina, 80enne, titolare proprio dell'azienda di onoranze funebri, e un 75enne che viaggiava al suo fianco. Sul posto c'è, lo vedo già inquadrato, il nostro Cristian Arboito con Alberto Pivetta. Cristian, a te buonasera. Sì, buonasera Lina, siamo qui per raccontarvi l'ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca trevigiana. Ci troviamo sulla strada principale tra Montebelluna e Caerano di San Marco. Lo schianto, il frontale oggi pomeriggio poco prima delle 16 tra un autobus di linea della MOM e questo furgone bianco che vedete alle mie spalle, inquadrato da Alberto Pivetta. Il soccorso stradale lo sta portando via, i rilievi da parte della polizia locale sono in corso. Su quel furgone viaggiavano in 3, 2 sono morti praticamente sul colpo, tra questi Pietro Gallino, 80 anni, molto conosciuto a Montebelluna e dintorni per essere da sempre titolare di un'agenzia di pompe funebri. In realtà Gallina è un falegname esperto e probabilmente con questo furgoncino stava rientrando da un lavoro appena eseguito. Cos'è successo? Allora, la dinamica chiaramente, lo potete vedere, è al vaglio della polizia locale, possiamo procedere per condizionali e di certo un frontale, di certo il furgoncino bianco stava procedendo da Montebelluna a Caerano di San Marco. Nello schianto con l'autobus si è praticamente ha fatto una piroetta e si è girato nella direzione opposta, quindi lo schianto è stato veramente potente. Potrebbe esserci sullo sfondo, ma chiaramente, lo ripeto, il condizionale d'obbligo, un sorpasso forse azzardato di un'utilitaria, di una Panda. Questo ci riferisce anche la testimone che sentirete fra pochissimo. Subito dopo la sorella di Pietro Gallina, Mariangela, quindi vi farei sentire le loro voci. Sono passata per caso qua e ho visto i ragazzi che erano sulla corriera e loro hanno detto che la macchina correva troppo forte e stava sorpassando una Panda. Correva così tanto che la corriera veniva nel frattempo e la corriera, vedendo che lui correva troppo forte, ha cercato, un po' si è spostato verso gli alberi per lasciare spazio a loro. Invece loro correva così forte, ha dato la botta e si è girato su se stesso. Quindi il furgone procedeva ad alta velocità? Da Montebelluna, sì, veniva da Montebelluna. Quindi il furgone arrivava da Montebelluna e sorpassava una Panda. Nel frattempo la corriera era dall'altra corsia e si è schiantato. Correva così forte che si è girato su se stesso e è girato qua. E sono morti, uno sul colpo e l'altro l'hanno animato per mezz'ora e non ce l'ha fatto. Questo era il furgone che utilizzava per lavoro? La sua utilitaria, su macchina, non aveva macchina.
Quindi lo utilizzava un po' per tutto. Sempre? Chi l'ha avvisata? Posso dire? Non lo so, una telefonata, non lo so. Grazie comunque. Queste le parole della sorella Mariangela che ci ha confermato come il furgone che vedete fosse utilizzato da Gallina anche come utilitaria, quindi viene utilizzato sia per lavoro sia nella vita privata. Vi faccio il nome di Gallina perché è l'unico che in questo momento mi sento di fare, perché la seconda vittima, appunto i familiari, non ho la certezza che siano stati avvisati, quindi rispettiamo ovviamente anche questa fase. Qui con me lo vedete il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Sindaco, lei conosceva molto bene la vittima, Pietro Gallina? Sì, io lo conoscevo bene, insomma era un punto di riferimento, tra virgolette, chiamiamolo così, per la comunità montebellunese, perché era una persona che aveva un'empatia con il prossimo che sinceramente è molto rara. Quindi già la tragedia in sé è una tragedia che si commenta da sola con le immagini che vediamo qui alle nostre spalle, e in più devo dire che come ho già avuto modo di dire sono anche un po' frastornato proprio perché la vittima la conoscevo bene. Grazie Sindaco, grazie davvero. Il ferito grave che si trovava sul furgoncino è stato trasportato d'urgenza al Cafoncello. Si tratta di un uomo di Caerano di San Marco, classe 1959, mentre non sono in pericolo i passeggeri del pullman, tra cui l'autista. Erano in 7, compreso il conducente a bordo del pullman, che a quanto pare ha tentato anche la frenata. Vi ripeto, quindi la dinamica al momento è al vaglio della polizia locale. Anche la testimonianza che avete sentito poco fa è chiaramente in fase di verifica. È iniziata adesso la pulizia della strada che ovviamente è stata chiusa al traffico. Per tutti gli aggiornamenti Lina, vi rimando all'edizione trevigiana delle 19:30. Con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboit, grazie Alberto per questa cronaca. Più tardi allora andiamo avanti con altri episodi relativi a oggi. Un operaio ha riportato gravi ustioni dovute a una scarica elettrica di un impianto ad alta tensione su cui stava lavorando. Siamo nel Bellunese, è ricoverato all'ospedale Borgo Trento. In questo momento l'incidente è avvenuto in un'azienda di Trevenzuolo specializzata nell'estrusione, anodizzazione e verniciatura. Sul posto sono intervenuti 2 mezzi di soccorso, mentre per gli accertamenti stanno operando i carabinieri e lo Spisal. Dall'ANSA velocemente un'altra notizia che riguarda il Veronese, con un paracadutista che si è schiantato e ha perso la vita, un paracadutista sportivo morto dopo un lancio sopra l'aeroporto di Bosco Mantico nel Veronese. 43 anni, avrebbe sbagliato la manovra di atterraggio schiantandosi al suolo in un'area esterna al campo di volo. Arriva purtroppo anche questa notizia di cronaca. Ora andiamo a Mestre, perché c'è stata paura in un condominio di Corso del Popolo. La vittima, dopo una rissa, la vittima dell'aggressione ha sfondato la porta di un condominio chiedendo aiuto, poi la fuga di entrambi. Il nostro Filippo Fois ha raccolto la rabbia dei residenti. Hanno iniziato a picchiarsi qui fuori, uno dei due evidentemente le ha prese e per chiedere aiuto, per rifugiarsi, salvarsi in qualche modo, ha pensato bene con un calcio di sfondare la porta del condominio e ha iniziato a salire bussando a tutte le porte, chiedendo aiuto e imbrattando tutto di sangue. Il vetro del portone mostra ancora i segni di una notte di paura a Mestre, sfondato da uno dei protagonisti di una rissa brutale scoppiata in Corso del Popolo attorno alle 4:30 di mattina. Per i condomini un brusco risveglio. Si sentiva urlare per le scale questa persona che si sentiva dall'accento che era nordafricano, che diceva aiuto, 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 e dava calci e pugni su tutte le porte.
notte. Non è la prima volta nel nostro condominio, in realtà qui in Corso del Popolo, che qualcuno entra durante la notte, ed è capitato in diverse occasioni di avere ospiti non residenti di questo tipo. La presenza degli intrusi nel condominio è durata poco. Di quegli attimi di terrore sono rimaste poi le tracce di sangue lungo le pareti, sulle porte d'ingresso degli appartamenti, assieme ad un paio di scarpe e calze misteriosamente abbandonate sulle scale. Questa zona sta diventando sempre peggio e oltretutto anche per esempio il valore delle case sta scendendo in maniera vertiginosa, perché tutta la gente si sposta verso Viale Garibaldi, verso Carpenedo, e qui ormai le case non valgono più niente. Ha pensato di trasferirsi? Sì, ho pensato, ma mi danno molto poco adesso di casa mia, perché nel giro di 5 anni le case valgono il 40% in meno. La sera soprattutto si ritrovano persone e spesso la sera sono alterati, litigano. Mi è capitato da non molto tempo che scendendo dall'auto una persona mi si sia infilata in auto chiedendo di essere portata in stazione. Anche l'attore Carlo Dal Paus è tra i residenti che ritengono doveroso rendere di dominio pubblico ciò che accade qui la sera. Se stiamo zitti, ci puliamo le scale, cambiamo il portoncino, non succederà mai niente, e quindi non si deve scappare il morto, non si deve fare per forza male qualcuno affinché si mettano in luce questi fatti. Ora andiamo a Pieve di Soligo nel Trevigiano, violenza e bullismo tra ragazzine, il video di un pestaggio tra tredicenni, forse proprio per delle immagini postate sui social, è accaduto fuori dalla caserma dei Carabinieri. Una ragazzina allunga la mano verso il campanello della caserma dei Carabinieri di Pieve di Soligo, altre le sono attorno e c'è chi riprende la scena con lo smartphone. Quando sta per suonare, quando è chiaro che intenda davvero parlare con i militari, viene violentemente strattonata via, presa per i capelli, schiaffeggiata, infine scaraventata a terra, dove i colpi alla testa continuano, poi il fuggi-fuggi. Il violento episodio nel tardo pomeriggio di giovedì, protagoniste 3 giovanissime, 3 tredicenni, alunne di terza media, una delle quali si sarebbe decisa a parlare con i militari o avrebbe quantomeno minacciato di farlo per via proprio di foto e video postati sui social da parte di un'altra ragazzina. Altre 5-6 coetanee hanno assistito alla scena. Del caso si stanno occupando proprio i carabinieri, che stanno svolgendo tutti gli approfondimenti del caso. Prontamente sono state identificate le responsabili di questo gesto e credo stiano procedendo poi per i vari livelli le reciproche denunce. C'è questo video, ci sono le immagini poi del circuito della caserma, quindi il fatto di per sé ha tutta la sua chiarezza e evidenza. La tredicenne picchiata ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per un trauma cranico e le escoriazioni a un ginocchio. Il video del pestaggio è subito circolato tra i ragazzi. Da quello che so anche le famiglie sono state invitate già in caserma, però su questo bisogna attendere un po' la relazione che faranno i carabinieri nei prossimi giorni. Incontrerò sicuramente, non appena ci sarà stata chiarezza sui fatti, sicuramente la ragazza che è stata picchiata. Poi credo che nei confronti di chi si è reso protagonista di questo fatto vadano assunti dei provvedimenti e vedremo quali l'autorità giudiziaria deciderà. Ci fermiamo per qualche istante, a tra pochissimo. Di nuovo in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, uno Stefano Geller più combattivo che mai nella sua battaglia per l'approvazione in Regione della legge sul fine vita, si dichiara pronto allo sciopero della fame. Sarà con il comitato pronto a fare sciopero della fame, andare davanti al palazzo della regione
È pronto a fare lo sciopero della fame pur di vedere attuata la legge relativa al fine vita, la cui proposta è stata avanzata dal comitato che da anni si batte perché chiunque possa decidere della sua vita. Non ha più paura di nulla Stefano Geller, che dalla sua abitazione di Cassola ha voluto lanciare un messaggio forte alla politica regionale, imbalsamata e ferma sulla sua non decisione, non condivisione, non discussione su un tema che riguarda tantissime persone. Geller il 13 ottobre 2022 ottenne dall'Ulsette Pedemontana l'autorizzazione al fine vita, il suo un caso isolato, assieme a un altro del Veneto, come ci spiega Diego Silvestri del comitato promotore. Le due domande che finora ci sono state, quella di Stefano Geller e quella della signora Gigliola della Marca Trevigiana, hanno ricevuto una risposta senza intermediazione dei tribunali. Abbiamo mandato una lettera a tutti i capogruppo, quindi a tutta la politica, e attualmente non abbiamo alcuna risposta. Siamo in attesa e l'ultimatum, bruttissima parola, l'ultimatum scade venerdì. Sono passati 100 giorni da quando voi avete chiesto una risposta, 100 giorni di totale silenzio, e sembra addirittura che soprattutto la parte della maggioranza politica si nasconda davvero dietro un dito pur di non affrontare queste questioni. Allora, noi abbiamo depositato le firme, le sottoscrizioni di questa iniziativa popolare il 30 di giugno a Palazzo Ferrofini. Come dicevo, adesso abbiamo risollecitato chi di dovere e non siamo disposti ad aspettare oltre, perché non ci interessano i conflitti interni della maggioranza, ci interessa che la cosa vada avanti e che i cittadini abbiano una risposta che la politica deve dare. Chiedono semplicemente che la politica regionale apra un dialogo, si metta in discussione, e se entro venerdì non avranno risposte da Venezia. Abbiamo intenzione di essere presenti a Palazzo Ferrofini con delle manifestazioni eclatanti. Stefano Geller è pronto a scendere in piazza. Mi è stato riconosciuto questo diritto che quando dovrò potrò mettere fine alla mia vita, e questa cosa mi ha dato molta serenità e anche voglia di andare avanti e di fare qualcosa per gli altri. E si rivolge direttamente ai consiglieri regionali. Vorrei invitare personalmente a casa mia i consiglieri regionali che hanno dei dubbi o sono contrari a confrontarsi con me e capire le ragioni dei malati che soffrono. Non c'è altro da aggiungere, a parte la frase che Stefano ha stampata sulla sua maglietta: la mia vita appartiene a me. Attimi di paura a Este stamattina per un principio di incendio che ha causato un'alta colonna di fumo. L'incendio è avvenuto al tiro a segno di via Augustea. Durante la competizione un atleta ha mancato il bersaglio, il proiettile ha colpito il terrapieno di protezione ricoperto di un materiale di gomma che dovrebbe essere ignifugo, ma che poi in realtà ha causato l'incendio. Nessuno è rimasto coinvolto, ma vista la grande quantità di fumo visibile da 1 chilometro di distanza, molti si sono allarmati e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno risolto tutto per fortuna in pochi istanti. Voltiamo pagina. Oggi a Treviso l'inaugurazione dei campi di pickleball all'Adriano Panatta Racquet Club di Treviso appunto. Protagonisti in campo Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, vincitori della storica Davis in Cile del 76, che hanno sfidato in doppio Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, invece altre due regine del tennis. Vedo collegato in diretta il nostro Lucio Zanato. Buonasera Lucio, a te la linea. Buonasera Lina, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Vi dico subito che la sfida tra i sessi, come l'hanno chiamata qui, è finita in parità. È finita in parità con Flavia Pennetta e Francesca Schiavone. Hai detto giustamente tu, due star. Veramente qui c'era la Hollywood, potremmo definire, del tennis italiano e per certi versi mondiale. D'altra parte Flavia Pennetta, lo ricordiamo, vincitrice degli US Open del 2015, invece Francesca Schiavone il Roland Garros del 2010, giusto per dire. Mentre Adriano Panatta e Paolo Bertolucci sono scesi in campo, lo vedete nelle immagini, vestiti con la maglietta rossa, quella per ricordare proprio la Coppa Davis del Cile del 76.
Cosa dire? Beh, allora intanto questa è una nuova disciplina. Pickleball si scrive proprio pickleball ed è una disciplina che sta, prendendo tantissimo negli Stati Uniti, negli USA, e qui è stata importata proprio da Adriano Panatta, che è molto attento, ed è una via di mezzo tra il tennis e il padel, mettiamola così. È oggi c'è stata questa esperienza, perché questi campioni del passato, queste campionesse, questi campioni del passato l'hanno assaggiata per la prima volta, almeno hanno detto. È stata ovviamente una partita così molto, molto simpatica, molto divertente, tra l'altro con commenti live mentre stavano giocando, e devo dire che probabilmente sarà uno degli sport che poi prenderà nel tempo, anche perché, non so, ti faccio vedere, per un campo di tennis ci sono 4 campi di pickleball, vuol dire ovviamente avere molta più presenza di giocatori, potersi scambiare anche, fare un po' più sinergia. Insomma, oggi pomeriggio abbiamo visto veramente un pomeriggio, e le immagini che vi abbiamo fatto vedere lo dimostrano, di cittadini di trevigiani e non solo, veramente molto interessati. Qualcosina di più ve lo racconteremo naturalmente nell'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, quindi noi ci diamo appuntamento verso le 19:50. A te la linea. Grazie Lucio, grazie a questi fantastici campioni. Vi ricordo anche che si sta per concludere a Riese la settimana di pellegrinaggi dei fedeli alle spoglie mortali di Papa Sarto, e domani in diretta dalle 15 su Antenna 3 vi racconteremo il saluto della comunità con la messa solenne presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, e concelebrata dai vescovi del Triveneto. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Venezia, ora subito le previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. L'autunno si fa strada con tempo via via più dinamico e clima maggiormente in linea con la stagione. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 16 ottobre. Sul Veneto qualche parentesi soleggiata, ma nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità con cielo anche coperto. Venti di bora a tratti tesi, temperature in calo anche sensibile, minime tra 9 e 11 gradi, massime tra 14 e 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso inizialmente più sole, a seguire nubi in intensificazione, ma in genere senza piogge associate. Temperature minime intorno ai 7-10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo una prevalenza di cielo nuvoloso e grigio un po' ovunque. Temperature minime intorno ai 6-8 gradi, massime sui 15-18 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.